Allora, Presidente, voglio, dato che qui è stato detto da non mi ricordo quale pentito, comunque è stato detto che anche l'occasione nella quale sarebbe successo è stata un po' distorta, comunque è vero, mio fratello era passato, arrestato, era passato provenendo da Milano per arrivare a Trani, si erano fermati insieme a Mirabella, si era fermato nel carcere di Ascoli, Mirabella è salito di sopra e mi ha detto Renato guarda che c'è tuo fratello che sta andando a Trani, al che è successo che siamo andati nel passeggio, allora qui un testimone che è venuto qui, un dissociato, che io ci tenevo che magari di vedere il signor Procida, è stato quello che per una mia frase detta nei confronti di Cutolo e dei camorristi, cioè ho detto, dice ma rimaniamo giù, non rimaniamo giù, eravamo già 2 ore oltre il termine del passeggio, Cutolo avrebbe... Zitto! Oh, zitto! Allora, togliete la voce. Infatti, ho capito, Carmela, fai la brava per favore. Dunque, dicevo... Dunque, mio fratello era arrivato dal carcere di Milano in traduzione per Trani ed era stato messo nello stesso furgone insieme a Salvatore Mirabella, credo, sì, Salvatore Mirabella. Il che lui come è arrivato dentro alla matricola, mio fratello ha parlato con sia mio fratello che Turi Mirabella hanno parlato col maresciallo della scorta di Milano, che mi conosceva da un sacco di tempo, fa ma senti ma non è possibile fermarsi, vedere se magari riesco a parlare con mio fratello, dice vabbè dico noi ci dovremmo fermare per mangiare, quindi noi chiediamo, ti appoggiamo giù, se poi ci riesci sono fatti tuoi, hanno detto a mio fratello. Quando lui è venuto su Turi Mirabella subito è venuto da me a dirmi Renato guarda che c'è tuo fratello, al che abbiamo chiamato direttore, non direttore, il maresciallo Guaracino, il comandante del carcere, il direttore principale. No, è importante perché chi ha alzato le mani nei miei confronti è quell'ultimo lurido che c'era qui di Procida, quale Barra e Cutolo. Poi, in seguito a questo, rispondo anche a quell'altro che dice che non è vero, questo nel passeggio, e Cutolo, se c'è una cosa per la quale posso solamente rispettare Cutolo è loro erano in 40 persone, diciamo del cosiddetto clan, io e Cochis Rossano. Ma guarda l'altro scemo che cazzo non è... dico, allora, eravamo io e Cochis Rossano, questo mi è venuto alle spalle e mi ha dato 2 pugni, 2 schiaffi sulla schiena. No, Procida! Ma... procuratore, mi sembra che veramente, guarda, state facendo tutto il gioco alla Melluso. Procida, al che è intervenuto Cutolo, ha preso Procida e gli ha dato 4 schiaffi. Ha detto, se c'è qualcuno che si può permettere di mettere le mani addosso a un detenuto, soprattutto se questo detenuto non è nostro, sono e solamente posso permettermelo solo io. Questo nel passaggio. Ah, che madonna! Ma è troppo semplice. Se parlo io mi buttate fuori, signori miei. Cristo. Allora, ma questo è 30 volte che interviene. Allora dico, primo, il giorno stesso, risalendo dal passeggio, io e Marco Medda ha preso Cutolo, ha preso me sulle scale, ci siamo fermati sulle scale. E mi ha detto, Renato, ho detto, senti, a me non mi sta bene questa situazione, al che, e dice, vabbè, dice Renato, cosa vuoi, ma questo è uno stupido, è un imbriacone, doveva fare qualcosa perché era appena stato battezzato, e quindi doveva dimostrare, è uno scemo, Renato, lascia perdere, al che 2 giorni dopo mi sono trovato nella doccia, perché l'unico... E qua non ne ha detto niente nessuno, e quindi qua sembra quasi che il pentito lo faccio io. L'unico motivo, l'unica possibilità che c'era fra i 2 mezzi tronconi di incontrarsi era non la doccia, perché le docce ce n'era uno da un lato e uno dall'altro, ma era la barberia, dove c'erano specchi e Cristi e Madonna propriamente con la sedia da barbiere, cosa che sul lato destro non c'era, sul lato sinistro c'era.
Allora, quando uno si doveva fare i capelli, era sempre sistemata nella doccia del lato sinistro dove c'era lato cutolo, diciamo. 2 giorni dopo questo fatto, io sono andato in doccia per tagliarmi i capelli, alla presenza io e del barbiere. Quando è entrato cutolo, siccome lui mi ha detto: Renato, io ti darò soddisfazione, lui è entrato, lui e un altro detenuto, stavo dicendo una fesseria, non devo fare il nome, cioè non devo fare il nome in questi termini, perché era legato a Cutolo, e sarebbe come se io l'accuso di essere camorrista, non per altro. E a Cutolo gli ho detto: senti, io sto ancora aspettando le motivazioni, le tue non spiegazioni, lui mi avrebbe dato delle soddisfazioni, fa: Renato, ti do soddisfazione di questo fatto che succede, io sto ancora aspettando le tue soddisfazioni. E lui mi ha risposto: senti, piccolo boss di Milano, sai che io spiegazioni non ne devo dare a nessuno, e mi ha tirato uno schiaffo, al che è uscito con una mano rotta Cutolo, e ci sono marescialli, è uscito con un occhio segnato, è stato sono venute dentro le guardie, ci hanno acchiappato, e Cutolo aveva una mano rotta, una mano gonfia così e un occhio segnato, ed è stato fatto vedere, gli hanno fatto le lastre alla mano, a differenza delle lussazioni che parla Pandico a Medda, quello ci sono delle radiografie. Questo è la situazione di fra me in ogni caso e Procida in un primo tempo, che però con Procida non c'è stato niente, e poi la questione con Cutolo, alla quale Cutolo ha detto: nessuno deve avere. Vabbè, comunque la risposta l'ha data. c'è una cosa, no, però vorrei, dato che il procuratore generale l'altra volta aveva parlato pure, perché qua sembrava che era diventata un'abitudine, no? Quella degli volevo sapere io, ma a Pasquale Barra dove me li avrebbe dati questi schiaffi?